Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo all'interno di Magic: The Gathering, un gioco strategico che si basa, piuttosto che uno strategico sviluppato all'interno di un vero e proprio campo di battaglia, andrà a svilupparsi tutto all'interno della nostra mente, perché è un gioco creato su un motore fisico che si basa sull'utilizzo di diverse carte che andranno a comporre dei mazzi per sviluppare le capacità intellettive del giocatore e andrà a sfidarsi all'interno di diverse modalità per risultare vincitore o perdente a seconda del grado di difficoltà e a seconda della sua abilità. Quindi possiamo ritrovare numerose funzioni all'interno di questo nuovo gioco. Ovviamente ci ritroviamo all'interno della demo. Il gioco è stato rilasciato circa 5 giorni fa, ovvero il 20 giugno, e come potete ben vedere disponiamo di una modalità single player, ovvero di una bella campagna che può essere giocata ovviamente all'interno della demo, una modalità multiplayer che a quanto pare sarà una delle parti fondamentali del gioco, che non mostrerò all'interno di questo gameplay, ma mostrerò solo, ragazzi, se il gioco sarà di vostro gradimento, ovvero in maniera molto accentuata. Se vi piacerà talmente tanto, farò anche dei gameplay sul multiplayer, e inoltre altrimenti prenderemo il gioco, lo metteremo in naftalina e lo conserveremo all'interno della sezione dei giochi interessanti, dei giochi che sono particolarmente belli ma non in maniera molto accentuata da farci una vera e propria serie. Allora, come potete vedere possiamo creare anche un bel duello personalizzato secondo le nostre regole del gioco, e via dicendo possiamo anche scoprire nuovi dettagli, come per esempio possiamo dare un'occhiata al mazzo che abbiamo inizialmente, gli obiettivi disponibili, le classifiche online, eccetera. Innanzitutto diamo un'occhiatina al nostro mazzo, come viene dato dal gioco. Come potete vedere vengono dati predefiniti dei mazzi, come potete vedere nato nella fiamma, ovvero abbiamo delle carte da sbloccare nel momento in cui andremo a completare diversi obiettivi. Come sconfiggeremo i nostri avversari, guadagneremo numerose carte che andranno a migliorare, a potenziare il nostro deck, chiamiamolo così. Come potete vedere disponiamo anche di un mazzo chiamato Istinto del Branco, che appartiene alla categoria terra, e diversi mazzi che possono essere sbloccati con l'avanzare nel gioco. Quindi per adesso possiamo notare anche le sue caratteristiche sulla sinistra. Iniziamo la campagna, ragazzi. Come ho detto, se il gioco sarà di vostro gradimento, in maniera molto accentuata effettuerò anche delle partite in multiplayer, e quindi darò una sorta di decorazione al canale con questo nuovo genere, chiamiamolo, di carte. Quindi iniziamo la nostra campagna, ragazzi, vediamo un po' cosa ci presenta il game. Tanto sempre soliti consigli, eccolo qui. Il multiverso. Infinite realtà con un solo punto in comune. Tutte infuse dei 5 colori del mana. L'energia necessaria per ogni magia. Sei un Planeswalker, colui che, uno tra 1.000.000 di maghi, possiede l'innato potere di viaggiare tra i piani dell'esistenza. Il tuo dono ti porta all'esplorazione, alla ricerca di nuovi aspetti della magia e a essere l'unico artefice del tuo destino. Durante i tuoi viaggi verrai messo alla prova, soprattutto da coloro che sono simili a te. Perfetto, ragazzi, siamo dei Planeswalker, una sorta di maghi con un potere innato nel viaggiare tra i piani dell'esistenza, e quindi per capire un po' di che pasta siamo fatti diamo un'occhiatina all'obiettivo principale. Vediamo un po'. Questo è il simbolo di Magic. A differenza della maggior parte dei piani di esistenza, Chandlar, vibrante e ricca di mana, fluttua per il multiuniverso lungo per un percorso imprevedibile. Wow! Ecco qua il nostro primo avversario, ragazzi. Sconfiggi questo avversario per continuare a sbloccare un nuovo mazzo, chiamiamolo deck, risalente a Yu-Gi-Oh! E come potete vedere disponiamo una modalità campagna, vendetta, con nuovi avversari, plane case e delle sfide. Allora, sono bloccato ovviamente perché ci ritroviamo all'interno della demo, però per capire un po' come si sviluppa questo gioco all'interno del piano del campo di battaglia possiamo andare ad affrontare questo primo avversario. Allora, il tutorial contiene informazioni utili, ma noi già che siamo appassionati della saga di Magic sappiamo come si gioca, perché è un gioco in voga da parecchi anni, e per chi non lo sapesse, ragazzi, adesso spiegherò in maniera dettagliata come funziona il game. Allora, possiamo scegliere il nostro mazzo, possiamo decidere se utilizzare il nostro mazzo terra oppure il nostro mazzo fuoco. Io direi di utilizzare il mazzo fuoco contro questa sorta di demone dei mari, probabilmente avrà un mazzo acqua, e quindi possiamo iniziare il nostro duello. Ecco qui questa fantastica costruzione, vediamo un po' se possiamo entrare all'interno della partita. Perfetto, allora ragazzi,
Per chi non sapesse giocare a Magic, è un gioco di carte come avete ben potuto capire, e il turno nel quale noi ci ritroviamo è suddiviso in diverse parti. La parte principale, la battle phase, chiamiamola così, la parte in cui vengono effettuate le battaglie. Una seconda parte principale è un land phase, ovvero la parte in cui finirà il nostro turno per passarlo all'avversario. In basso potete vedere il nostro avatar, è stato impostato direttamente dal game, i nostri punti vita qua in basso, 20 punti vita, l'obiettivo è portare i punti vita dell'avversario a 0, e il nostro deck, ovvero il nostro mazzo. Come potete ben vedere, queste sono le nostre carte, vengono pescate 7 carte inizialmente, e distinguiamo le carte innanzitutto. Diamo un'occhiatina. Questa è la prima carta, ragazzi, una carta montagna. Allora, le carte, chiamiamole così, i luoghi fantastici come le montagne, i laghi, le isole, le foreste, eccetera, a seconda del mazzo che avete scelto, vanno posizionate in questa parte del campo di gioco, che andranno a fornire al nostro personaggio il mana. Il mana è un'energia interiore che dà forza ai nostri personaggi e può essere sprecata per evocarli. Ogni elemento, come per esempio le montagne, che abbiamo disponibili nel mazzo fuoco, daranno, ogni carta, ovvero ogni montagna, darà un punto di mana, che verranno raccolti insieme all'interno del campo dove verranno messe. Ovviamente ogni mostro, ogni carta, per esempio le carte magia, chiamiamole così, si suddividono in artefatti e potenziamenti, hanno un costo, quindi per evocare quella carta abbiamo bisogno di pagare un costo, ovvero più montagne abbiamo disponibili, più capacità di evocare abbiamo. Un esempio, abbiamo il nostro incendiapire, lasciamo perdere il consiglio, è una creatura, un guerriero elementale che dispone di un'abilità. L'incendiapire prende +1 +0 fino alla fine del turno. Che cosa sono questi due numeretti, queste due variabili? Potete vedere che vanno a coincidere con questi due numeretti in basso. Il primo numero indica la capacità del nostro mostro, chiamiamolo mostro, di attaccare, ovvero i danni che può infliggere, e la seconda è la costituzione, ovvero la difesa. Quando questo valore arriverà a 0, il mostro perirà e andrà a essere raccolto dall'oscurità. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare per evocarlo, ovvero 2 mana infuocati. Dobbiamo raccogliere 2 montagnette per evocarlo, e questo è il suo bonus, che l'incendiapire prende +1, ovvero di attacco, fino alla fine del turno, e può essere abbastanza utile. Possiamo notare le informazioni che per adesso non ci interessano, eccetera. Quindi come prima mossa possiamo evocare una bella montagnetta e passare alla fase di combattimento. Non abbiamo nulla da evocare, guardando un po' i nostri mostri, eccoli qui, e quindi passiamo il turno al nostro avversario. Vediamo un po' quello che combina, ragazzi. Abbiamo disponibili 52 carte, ed ecco che abbiamo pescato una nuova carta, un nuovo mostro, Cucciolo della Fornace, 2 di mana. Questo numeretto indica 2 mana, più questi altri 2 che vengono indicati ugualmente come mana. Abbiamo bisogno di 4 montagnette per evocarlo. Tutto questo, ragazzi, è una cosa che mi piace tantissimo di questi giochi, è la descrizione delle carte. Per esempio questa descrizione qua in basso che identifica la carta stessa. Quindi una mossa che consiglio è sempre posizionare delle carte in montagna per ampliare la nostra capacità di evocare, e il gioco ci consiglierà, ovviamente evidenziando in questo arancione acceso, il mostro da evocare secondo le nostre possibilità. Per esempio in Mondo Torcia, un mostro, chiamiamolo così, guardate che figo, sembra Fiero Becco di Harry Potter, possiamo sacrificarlo per distruggere un artefatto bersaglio. Gli artefatti bersagli sono come dei potenziamenti avvenuti all'interno di un qualsiasi mostro. 2, 1 più 1, ovvero il simbolo del mana, possiamo evocarlo. 2 punti di attacco, 1 di costituzione. Gioca la carta. Eccolo qui, ragazzi. Perfetto, ci consigliano sempre degli altri consigli, ma noi non accettiamo. Nel momento in cui le carte vengono disposte in maniera orizzontale, vuol dire che sono state usate per quel turno. Il mostro non può attaccare nel turno stesso, e come potete vedere il nostro amicone ha lanciato un equipaggiamento. La creatura equipaggiata ha antimalocchio fino alla fine del turno. Guardate che figa questa carta, è l'occhio di Alastor Moody ex Auror di Harry Potter, che dà +1 e +1 attacco e difesa sulla creatura equipaggiata se è blu nel senso appartiene al genere acqua. Perfetto, possiamo anche bloccare il timer per contrastare la carta, ma non abbiamo nulla per farlo, e quindi cerchiamo di dare un'occhiata alla prossima carta. Cos'è questo ragazzone? Squarciafiamma. Questo teschio ormai in fiamme è una carta magia, stregoneria, come potete ben leggere, sono abituato su Yu-Gi-Oh! Lo squarciafiamma infligge 3 danni a ogni creatura senza volare, perché le creature hanno diverse capacità
volare è una di queste. La capacità volare consentirà alla carta di lievitare direttamente sul campo di battaglia, e quindi se non vola, ovvero è un uccellino senza ali, possiamo infliggere 3 danni. Le creature a cui sia stato inflitto il danno in questo modo non possono essere rigenerate in questo turno, cioè non possono essere rigenerate. Benissimo. Allora, possiamo tenerla in mano per evocarla in seguito, però possiamo evocare il nostro Incendia Pire per consentire quindi al nostro personaggio di darsi una mossa e cercare di eliminare questo ragazzone di mare. Allora, perfetto, regole sulla rapidità, perfetto, lasciamo perdere, il nostro bonus, come avete ben potuto leggere e ben potuto capire, è fondamentale. Comunque possiamo dar vita alla battle phase, ragazzi, il combattimento tra i nostri mostri e quelli dell'avversario. Si è incendiato questa sorta di cerchio, questa sorta di sfera arancione per dare il via all'attacco. Attacchiamo direttamente il nostro avversario, vediamo se ha qualcosa da contrastare. Perfetto, siamo riusciti a infliggere il danno, 2 punti, perfetto, e come avete ben potuto vedere il punteggio dell'avversario è sceso. Una cosa molto importante, ragazzi, che domina Magic: gli attacchi possono essere bloccati da un altro personaggio. Se il nemico avesse avuto sul terreno, sul campo di battaglia, una sorta di personaggio, mostro, chiamiamolo come vogliamo, questo personaggio sarebbe andato a bloccare l'attacco del mio mostro e si sarebbero scontrati. Chi avrebbe avuto più attacco o difesa avrebbe vinto. Se la difesa arriva a 0, ovvero il valore a destra, ragazzi, arriva a 0, il mostro viene posizionato in questa parte di mappa, chiamiamola mappa, e viene ucciso. Posizioniamo un'altra montagna per far divertire un po' il draghetto di Skyrim e vediamo quello che ha da fare questo leone marino azzurro. Allora, un'altra isoletta per passarsi le ore felici. Perfetto, fine del turno. Un'altra carta, ragazzi, vediamo una carta che mi piace tantissimo, soprattutto la descrizione: pioggia di braci, stregoneria, infligge 1 danno a ogni creatura e a ogni giocatore. Perfetto, a questo punto non ha giocatori né non ha creature, quindi non possiamo far nulla e possiamo solo attaccare, perché come potete vedere i mostri che abbiamo non possono essere evocati con queste piccole montagnette che abbiamo. Continuiamo, attacchiamo, perfetto. Vediamo un po'. Primo attacco, abbiamo inflitto diversi danni. Vediamo il secondo attacco. Ogni attacco, ragazzi, è una personalizzazione diversa. Il gioco lo sto registrando a una grafica davvero molto elevata, con gli anti-aliasing Cooper 16 attivi, quindi non ci possiamo lamentare della grafica per essere un gioco di carte abbastanza interattivo. Vediamo, come ho detto, se vi piace il gioco, ragazzi, fatemelo sapere tramite un bel commento, un bel mi piace, e se adesso vedrò che ci sarà un interesse davvero molto accentuato, andrò a continuarlo. Allora, Archeromante è un mago con numerose abilità magiche che sa dominare le arti arcane, e come potete vedere è un mostro che si basa molto più sulla difesa. Lo chiamo mostro, ragazzi, perché su Yu-Gi-Oh! Era celebre dire mostro, e vediamo un po' quello che cosa farà. Mio turno, una nuova montagna. Benissimo, posizioniamo il Grand Canyon questo, ragazzi, possiamo evocare nuovi mostri. Vediamo un po'. Ci serve un mostro che abbia un attacco così potente che riesca a schiacciare i nostri mostri. Questo cos'è? Il Draco Sharon, ragazzi. Sete di sangue, volare, il nostro mostro lieviterà sul campo di battaglia. 3 punti di mana per riprendere in mano la Pirofenice Skargan. Skargan nel tuo cimitero, attiva questa abilità solo se a un avversario è stato inflitto danno in questo turno. Perfetto, vediamo se possiamo evocarlo. Ah, 6 di mana, non l'avevo visto, ragazzi, maledizione. Allora non possiamo evocarlo, possiamo evocare questa Fenice alata. Allora la Fenice alata, ragazzi, riprende in mano la Fenice dal tuo cimitero sprecando un po' di mana. Quindi vediamo un po' se possiamo posizionarla. Ok, vedete un po' che lievitano, ragazzine, guardate un po' come vola. Quindi è più difficile bloccare dei mostri che volano rispetto a quelli che non volano, e quindi attacchiamo con i mostri. Vediamo un po'. Ah, non possiamo attaccare perché è stato evocato nel turno stesso, quindi attacchiamo con il ragazzone, innanzitutto quello che può essere suicidato, perché ho paura che l'archeromante si difenda, ed ecco che cerca di bloccarlo. Vediamo un po', adesso avverrà la battaglia, ragazzi. Ecco qui, ha subito 2 punti di danno, invece noi ne abbiamo subito solo 1, ovviamente. Il nostro mostro è stato distrutto, vediamo un po' se è vero. Eccolo qui, è stato distrutto, e per adesso possiamo continuare l'attacco. Vediamo un po'. Ah no, è vero, il nostro mostro è stato distrutto, non possiamo continuare l'attacco. Ok, vediamo un po' che cosa farà. Guardate un po' quante isolette che nasconde. Un'altra montagnetta per la nostra collezione. Cosa possiamo evocare? Vediamo un po', abbiamo 4
vediamo, diamo un'occhiatina. Cosa faceva lo squarciafiamme? Infligge 3 danni a ogni creatura senza volare e a ogni giocatore. Le creature senza volare sono state distrutte, quindi io necessito di un attacco rapido e veloce. Evochiamo il nostro ragazzone teschio alato qui, perfetto. E continuiamo, allora continuiamo a volare e attacchiamolo con le nostre ultime risorse. Perfetto, attacchiamo, diamo un'occhiatina al nuovo attacco. Questa è la modalità single player, ragazzi, una modalità demo, una modalità un po' morta, però per esprimere le potenzialità del gioco, per far capire di che cosa si tratta per chi non avesse mai giocato a Magic, è fondamentale. Il multiplayer ovviamente sarà molto diverso, avrò modo di osservarlo. Allora diamo un'occhiatina, il nostro cucciolo di drago non può attaccare e quindi avanziamo di turno. Benissimo, il nemico ha già passato e come potete vedere abbiamo raccolto un'altra montagna. Si è raccolta al di sopra di una sorta di scala e possiamo evocare per adesso la nostra Fenice. Una delle carte che preferisco perché ha un ottimo attacco e un'ottima difesa ed è dura buttarla giù a meno che non si lanci una bella valangata d'acqua al di sopra. Possiamo attaccare con tutti i nostri mostri, ragazzi, mettiamoli in fila. Anzi, raccoglieremo circa 7 punti di danno contro il nostro ragazzone che ne ha appena 10. Diamo un po' il primo attacco, perfetto. Ogni mostro a seconda del suo valore, della sua skill, ovvero della sua appartenenza a un mondo diverso, per esempio noi apparteniamo al mondo fuoco, avrà un attacco diverso che si distingueranno. Comunque, vediamo un po', ultimo attacco, un punto, perfetto, 4 punti rimangono al nemico, diamo un'occhiatina se avrà qualcosa dentro il mazzo per difendersi, a quanto pare no, vediamo un po'. Un'altra isoletta. Monkey Island evocato. Cos'è questa? Bacchetta di osso della Sfinge. 7 punti di mana per evocarla sarà qualcosa di grosso. Ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregoneria puoi mettere un segnalino carica sulla bacchetta di osso della Sfinge. Se lo fai, la bacchetta di osso della Sfinge infligge danno pari ai segnalini di segnalini carica su di essa a una creatura o un giocatore. Ragazzi, è una sorta di abilità passiva che potrà essere protratta nel tempo per infliggere danni al nostro personaggio. Quindi dobbiamo finire il nostro avversario in un ben che non si dica. Abbiamo una bella lancia infuocata, a volte soccombi una morte gloriosa con la tua spada levata per colpire, a volte sei solo un bersaglio da esercitazione. Ecco la lancia infuocata, un samurai con katana perforato da una freccia infuocata e possiamo evocarla. La lancia infuocata infligge 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Perfetto, scegli delle creature da bersagliare con il nostro effetto ed ecco qua l'effetto di una carta che andrà a ferire il nostro avversario. Van Helgen vincitore, ragazzi. Eccoci qua, abbiamo vinto qualcosa, una nuova carta, Fenice di magma. Ovviamente perderemo questi nostri potenziamenti, abbiamo conquistato il mazzo del nostro avversario, un nuovo avatar per il multiplayer, eccetera. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere con un bel commento che cosa ne pensate per vedere che cosa fare di questo nuovo game. Ciao a tutti!